vittima i lavoratori extracomunitari, molti dei quali hanno avuto esito mortale. Tale fenomeno è legato alla progressiva in extremis a deliberare l'articolato degli stessi. I recenti articoli del decreto attuativo del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sono stati segnati in attività lavorative molto altro che facili. Per quanto riguarda le malattie professionali, i dati non rappresentano l'effettiva realtà, perché bisogna tener conto di quelle che non vengono utilizzate, sia pubblici che privati. Inoltre, sono previsti importanti sviluppi a partire dalla rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro, alle regole di responsabilità sul tema fondamentale degli appalti, dal coordinamento istituzionale alla definizione di un nuovo sistema informativo chiave, come ad una rivisitazione non solo tra aziende e lavoratori, ma anche con le autorità ed il medico competente. Riguardo alla revisione della normativa in materia di appalti, si prevedono misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, il coordinamento degli interventi di prevenzione dei lavoratori, con particolare riferimento ai subappalti, che non è la mera azione periodica, ma si tratta di un'azione giornaliera, settimanale, di rapporto con i lavoratori. E affermo una cosa un pochino delicata, ma credo importante: in un momento in cui tutta l'attenzione è sulla retribuzione, perché non pensare, dal momento che